Mamma mia quante cose sono successe in queste puntate. L'arrivo di Lord Micidal come nuovo direttore dell'MTG ha completamente stravolto la quotidianità del telegiornale. Mario, caduto nella trappola della falsa lettera di Buonanima, chiede scusa a Lord Micidal per averlo accusato ingiustamente e decide così di dedicarsi alla formazione giornalistica di Ginetto, unico modo che gli rimane per potersi dimettere. Ma Ginetto ha un piccolo problema, non sa leggere. Da piccolo non era molto portato. Viene chiamato per questo un insegnante di italiano che, spiazzato dall'estrema ignoranza del giovane, cerca di insegnargli le basi della grammatica con i più assurdi quanto improduttivi metodi. Intanto Ozio e poco dopo Ricky e Giaffro trovano il corpo esanime di Jenny steso in corridoio, ma dopo un vano tentativo di rianimarla, il corpo grasso viene abbandonato di nuovo al suo destino. Dopo la diretta, Mario si appresta a controllare i progressi di Ginetto, ma il maestro è stato capace di insegnargli soltanto la lettera A. Per ora sì, ma è già un buon inizio, non trova? E ora gustiamoci la nuova puntata di Mario con i fratelli Peluria, che tra l'altro ho un impegno e non posso stare qui a raccontare tutta la storia. Grazie, scusate. E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluripulizzerato Ginetto. Buongiorno e benvenuti alle Amici di TG. Giornata contrastata per le borse europee. Parigi, Francoforte e Londra chiudono in negativo. Positive Madrid e Milano. A Piazza Affari il MIB termina gli scambi con progresso dello 0,12%. Seduta negativa per Wall Street. Buongiorno Mario, buongiorno Ginetto. Ciao maestro! Senta, scusi, le posso parlare un attimo in privato, gentilmente? Naturalmente, certo. Prego. Senta, io ho bisogno che questo ragazzo impari a leggere. Dritto per dritto, ha capito? Non si deve preoccupare, signor Mario. Come dice un proverbio antico di ieri, oggi è un altro giorno. Cioè? Lei vada pure a fare il suo TG. Al suo ritorno troverà un lettore provetto. Me lo garantisce? Di qui non me ne andrò finché Ginetto non avrà imparato a leggere perfettamente. Ok. Ho la sua parola? Di più, alla mia scarpa. Cioè? Che senso, scusi? Tenga, questa è la prova che non me ne andrò. Ma che roba è questa? Jenny! Ehi! Che succede? Jenny? Sveglia? Ma che in coma questa? Mario, Senti, questo è in coma. Bisogna chiamare un'ambulanza, qualcosa. accetto 11 secondi alla diretta. Vabbè, dai. Sai solo contare i secondi, sai. Questo programma è offerto da... Bravissimi! Bravi, che papagni. Che schizzi di sangue! E che cadaveri. Ah, questo è senz'altro il combattimento clandestino più atroce a cui abbia mai assistito. E un plauso va fatto anche all'arbitro, che non mi pento di definire cornuto. Carissimo colonnello, a cosa debbo la sua tristezza d'animo? Mi hanno da poco raccontato una brutta barzelletta. Ma colonnello, cerchiamo ancora il sollazzo con le barzelleccole? D'altra parte è l'unica maniera che conosco. Io al contrario sprizzo ilarità da tutti i fori perché prendo la droga! Dalle sorgenti colombiane arriva la droga. Gioia in polvere per ogni occasione. Senta questa. Dica. Sa qual è il colmo per un albero? No? Chiamarsi Pino. La droga. E da oggi la droga è anche al bar, al gusto di fragola, mandarino e suppellettili. Ah, che barzelletta di merda! La droga. E ora Micidi al TG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Buongiorno dal Micidi al TG.
Apriamo questa edizione con un grave allarme ecologico, incendi a rischio di estinzione in tutta la pianura padana e il servizio di Gio Cagnaccia. Queste belle immagini ormai sono solo un malinconico ricordo. I dati infatti parlano chiaro. Nell'ultimo millennio il numero degli incendi nella pianura padana è sceso drasticamente. Dai 3.000 esemplari dell'anno 1200 d.C. ai soli 4 dello scorso 2012. I numerosi tentativi di ripopolare si sono rivelati del tutto infruttuosi. Purtroppo l'habitat ormai compromesso, unito alla presenza dell'uomo e al sempre crescente numero di pozze, rende difficile la vita per questi esseri, che sembrano nutrirsi quasi esclusivamente di legna. Li troviamo tutti così, non sopravvivere alla notte. È una vera moria. Intanto, mentre la questione è giunta fino in Parlamento, fanno il giro del mondo le immagini del piccolo Pippolo. Così è stato ribattezzato il cucciolo di Rogo, salvato dai pompieri durante un improvviso allagamento il mese scorso. Pippolo poi è stato portato all'asciutto nel camino comunale. Ora è cresciuto ed è in gran forma. Speriamo che presto possa tornare a ripopolare i boschi con i suoi simili. Wikipedia, la nota enciclopedia online, ora è anche in formato cartaceo ed è sbarcata in edicola. Da oggi tutti potranno dimostrare la propria cultura e divertirsi a modificare il sapere umano in base alle proprie conoscenze. Insieme al fascicolo riceverete anche il kit con la matita personalizzata e la gomma per cancellare gli errori. E continuano le incredibili scoperte del nostro Danny Gravido. Andiamo a vedere che cosa ha scoperto oggi. Mario, 876 secondi all'ambulanza per Jenny. Ok. 800. Allora, leggi. Frigorifero! No! Epiglottide! No! Spogliatoio! 4! Minnesota! No, no, no! Ah, forse sei bravo a leggere le parole lunghe. Facciamo un tentativo. Leggi. Ugo! Ragazzi, mi dispiace, ma qua non si può andare in giro scalzi. Quello ragazzo non è un uomo, è una capra! E io cosa c'entro io? Cosa ne c'entro? Ho capito, ma non è per lei, ragazzi, è che se faccio passare voi scalzi, qua mi si riempie di piedi nudisti. E se un attimo, Ed ora la nostra consueta rubrica... Ed ora la nostra consueta rubrica di cucina con Anna Ciccia. Oh, buongiorno a tutti, buongiorno Mario. Buongiorno Anna Ciccia, che cosa ci prepari oggi? Ti è poi passata la diarrella che ti era venuta per quel budino che ti avevo fatto? Anna Ciccia, siamo in onda, vuoi raccontarci cosa hai preparato oggi? Comunque tutto a posto. Allora, oggi faremo una ricetta molto completa che possono fare tutti con pochissimi ingredienti. Si chiama la pappa. Per prima cosa vi dovete procurare una bella pentolaccia come questa. Guardate che bella grossa. Ci mettete una lasagna dentro. Oh, che bello. Poi un po' di anatra all'arancia, di quelle che si trovano al mercato, così ce la sfraticate tutta dentro. Poi ci versate un pizzico di vinaigrette sopra, così. Un pizzico di brasata al barolo, quello comune da cucina, così. Ecco qua, tutto bello. Poi prendete un bel randello e sfrannicate tutto così, come faccio io. Ah, bello così, bello. Con tanta forza, tanta forza. Ah. Oh, ecco fatto. Dopodiché la mettete sul fornello,
ci aggiungete un ingrediente segreto che è il creme caramello, così, oh che bello, poi la tenete al fornello per un'ora. Siccome noi non abbiamo tempo, un'ora l'abbiamo già preparata la pappa. Guardate che buona la pappa. Adesso non vi rimane altro che mangiarvela, così. Come avete visto, anche con pochissimi ingredienti ci si può inventare qualcosa. Ed ora parliamo di clima. L'inverno è una stagione fredda, molto fredda, e per chi non lo sa, quando si esce bisogna indossare il cappotto. Il servizio di Gionnetto Marcanona. Mario, e sono 10 secondi all'ambulanza. Ok, arrivo. Che succede? Stanno cercando di rianimarmi. 1001, 1002, Scusate, 1003. scusatemi. Scusate, per favore. Come sta? Ha subito un trauma cranico, è in coma. Dobbiamo portarlo in ospedale al più presto. Forza allora, dai. Forza. Ok, 1, 2, 3, vai, 1, 2, 3. Forza. È troppo pesante. Su, Non ce la faremo mai. Concentrati. Forza vai, ragazzi, su. dateci una mano. Dai ragazzi, qualcuno che l'aiuti, dai. Bravo, 1, 2. Oddio quanto pesa! Dai, dateci una mano! Peso micidiale! Ragazzi. Ancora! Forza! Dai, 1, 2, dai! L'unica cosa che posso levarla sono le sue gambe! Dai, Forza! Mario! 30 secondi! Ragazzi! 30 secondi! dai, ancora, dai! Ho capito, ragazzi, sta male. Non riesco a sollevarla. Ed ora il nostro immancabile appuntamento con il morto del giorno in HD. Oscar, ci sei? Mi senti? Come va? Come andiamo? Oscar! Bene, a morte! Hanno ammazzato tutti, eh? Sì, Mario, siamo qui tutti e 13, numero sfortunatissimo, maledetto, in collegamento da Mazzate, dove pensate proprio la scorsa notte è successo l'omicidio che mi ha permesso di realizzare questo servizio. Ma facciamo partire subito il filmario. Fracco di botte, 18enne manesco, stronzo e maleducato, è morto. Sì, io ho visto tutto. Aspetti però, mi faccia raccontare i fatti prima. Scusi, signor Carogna. Dicevo, fracco di botte, ragazzone rissoso e rabbioso, ha perso l'esistenza durante la notte. Il corpo del picchiatore, che passava la maggior parte del tempo a massacrare le persone, è stato rinvenuto proprio questa mattina nella sua stanza col cranio fracassato da potenti colpi. Sì, ho visto tutto. Basta però! Allora me lo dice lei quando devo intervenire. Ma la dinamica dell'omicidio non è ancora chiara. Qual è la pista che state seguendo, commissario? Ma la pista più accreditata è sicuramente quella della vendetta personale, in quanto, come dire, la vittima stava sul cazzo a tutti. L'avesse ammazzato con le mie mani, se non me l'avesse fratturato il giorno prima. Ma quando il caso sta per tingersi di giallo, la scientifica fa una scoperta interessante. Tra le viscere della faccia dello stronzo viene rinvenuto il cadavere di una zanzara. Una prova schiacciata che ha un ruolo chiave nel delitto, come ci spiega il nostro passante di professione. Sì, io ho visto tutto perché stavo passeggiando sul cornicione che soffro di insonno, quando a un certo punto ho visto Fracco che dormiva e sta zanzara che gli ronzava intorno. Ho detto, ma stiamo all'estate. Poi a un certo punto sto Fracco si è iniziato a dare dei cazzotti in testa micidiale. E le braccia mi sembravano una catapugno. Non era una zanzara normale, era una zanzingra. Ed ora siamo qui con la madre dello stronzo. Signora, secondo lei suo figlio meritava di crepare? No, non lo meritava, perché solo i migliori se ne vanno. E lui non lo era per niente. Guardi come mi riduceva, guardi come sono conciata. Lo vedo, è un bel vedere, signora. E senta, secondo lei quanti cazzotti ha impiegato prima di ammazzarsi di botte suo figlio?
Non lo so, come faccio a saperlo? Lui era molto forte, era molto forte. Più forte a resistere ai cazzotti o più forte a darli? Non lo so, guardi, tutte e due le cose, entrambe le cose. Forse è più forte a darli, visto che poi alla fine è schiattato. Comunque lo chiediamo ai nostri telespettatori. Quanti cazzotti ha impiegato Fracco per uccidere se stesso? 1, 7, 16, 49? Manda un SMS all'845 40 40 indicando un numero da 1 a 49. Se indovini, riceverai la fantastica suoneria silenziosa della droga. E da mazzate è tutto, a te la Lo so io, Carogna, quanti pugni! Mi dispiace Pino, ma lei non può partecipare in quanto persona informata sui fatti. Porca miseria! Lo so. A te la linea, Mario. Ragazzi, qui si fa la storia del pronto soccorso! Sì! 3, 2, 1, via! Forza! Dai! Forza! Dai! Tirate! Non mollate! Non mollate! Forza! Dai! Forza! Forza! La nostra salute ci sta molto a cuore e a ricordarci quanto sia minacciata dalle malattie c'è Ippolito Germer. Ippolito! La caduta dei capezzoli, una patologia sempre più diffusa nel nostro paese. Ce ne parla oggi il professor Serramanico dell'ospedale Fate Bere i Fratelli di Roma. Professore, in cosa consiste questa malattia? Si tratta di una patologia che comporta essenzialmente la perdita di entrambi i capezzoli. Colpisce prevalentemente gli uomini oltre la trentina e può comportare perdita di autostima, insicurezza e suicidio. E quali sono le cause di questa malattia? I fattori scatenanti, oltre a quelli genetici, sono essenzialmente due: il cambio di stagione e lo stress. Giretto, dov'è il maestro? Sei andato così, su due piedi. Ma come devo fare io? Cosa devo fare più? Quella sta in coma, tu sei un idiota. Io sono bloccato in questo TG del demonio. Chi è in coma? Jenny, la truccatrice, l'hanno trovata nello sgabbo... Questo è il tuo ufficio, ti piace? Ma è piccolo, io soffro di chiusofobia. Sì, ho capito, ma tu devi sconfiggere i tuoi mostri. Vieni con me. C'ho un'idea. Vieni. Vieni qua, vieni. Scusi, ma chi è questo? È un poveraccio che è svenuto durante il tiro alla fune. La fune? Ma che fune? Scusi, ma non la portate in ospedale? Non siamo riusciti a muoverla. La signorina è in coma irremovibile. Come removibile? Scusa un attimo, vieni qua, vieni. E questo è il mostro che hai... Sì, con la scopa l'ho colpita, perché faceva dei versi strani. Ho vinto? Mario, 32 secondi giusti. Bene, professore, ma esiste una cura per la caduta dei capezzoli? Attualmente l'unica cura efficace è il trapianto. Si spieghi meglio. Si prelevano i capezzoli da un soggetto donatore e successivamente si impiantano sul petto del paziente mediante un intervento chirurgico. Per verificare meglio l'efficacia di questo rimedio abbiamo qui con noi Ugo, un trapiantato di capezzoli. Ugo, come si sente con i suoi nuovi capezzoli? È felice? Sì, molto. Finalmente adesso la mattina posso guardarmi allo specchio e mettermi le mani tra i capezzoli. Bene, intanto che il nostro Ugo si arrapa, io vi do appuntamento alla prossima puntata e auguro buone malattie a tutti. E con questa notizia si conclude il nostro TG di oggi. Io vi do appuntamento a domani, forse.
Micidial, dove crede di andare? E vado in bagno. La sua urina può aspettare. Sa cos'è successo alla truccatrice, eh? Cos'è successo? È in coma irremovibile. E io sono l'unico a sapere come c'è finita. E come? Tuo figlio Ginetto l'ha colpita sulla capoccia dritto per dritto. Che mi avete chiamato? Mio figlio Ginetto non farebbe male una mostra. Mario, io non ho colpito la truccatrice, ho bastonato il mostro della chiusofobia. E vedi Mario, l'equivoco è risolto. No, non è risolto, perché si dà il caso che siano la stessa persona. Quindi se muore, tuo figlio finisce in galera, dritto per dritto. In galera, dritto per dritto. E se non muore? Beh, comunque potrà scordarsi di fare il giornalista. Sei nella merda fino al colon, Micidial. Quindi cosa vuoi? Che cosa voglio? Me ne voglio andare, no? Adesso sono io che ti tengo per le palle, eh? Quindi non ho superato il quinto livello, porca troia. Ai 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 ai, Mario Mario.